questa si allinea del Gentile pubblico, buongiorno. buongiorno. Allora, Saluta. sei arrivato nella tanto attesa puntata, soprattutto da me, ok? E dai camperisti, ovviamente, dove verranno realmente sfruttate queste batterie al litio, quindi si vedrà cosa possono fare queste batterie al litio, ma soprattutto, insomma, si risponderà a una domanda che insomma viene fatta spesso ed è anche abbastanza lecita, soprattutto con fora a 45 gradi, che è appunto si può attaccare il clima al camper, cioè con batterie e servizi, il clima quello dietro della casa, parlo ovviamente anche per i neofiti. Molti camper hanno anche due climatizzatori, altri uno solo e altri neanche uno. Cosa significa? Un climatizzatore è quello del motore, del furgone, ok? È classico. Poi ci sono dei camper tipo, guarda, Pullman, che ha il climatizzatore anche nella cellula, nella parte abitativa. Questo, che è altro 220, va dentro qua. E se questo? Se mi attacca l'inverter sarebbe una roba eccezionale Sì quella. che posso farlo. Numero uno, perché Perché guarda qua, questa, Sì. guarda, questa. Dietro questa, le quinte devo approfittare del guarda, grande e se Mirko questa, per sistemare un filo l'impianto elettrico di Pullman. perché questa andava sotto il generatore, giusto? Sì, questo Infatti, non tanto sistemare perché c'è un problema, sistemare nel senso che Veramente. con le nuove esigenze, con le nuove caratteristiche di Pullman, ossia le batterie potentissime, l'inverter potente, eccetera, eccetera, tutto ciò che era collegato alla 220, ossia la colonnina fuori e o al generatore, viene spostato sotto inverter. Quindi esatto, oltre alle prese, il video si concentrerà principalmente, e cerco di essere il più sintetico e chiaro possibile, sul climatizzatore, che è la cosa appunto più interessante per molti, e poi vabbè, già che ci siamo, proviamo anche il forno, grill e microonde, ok? Ti anticipo già che in questo video non andremo a scaricare completamente le batterie, quel test lo faremo quando ci sarà la reale necessità, perché a me piace fare sempre i video al momento, no? Non so se mi spiego, e quindi quando ci sarà veramente caldo, allora lì sì lo terremo acceso per ore. Ora invece lo terremo magari acceso quei 10-15 minuti, giusto per dimostrarti che tiene e per farti vedere poi i consumi, e ti farò anche 2-3 calcoli importantissimi, anzi direi essenziali. Sto la verità, sto una bugia, te conto la storia dell'orso, caro diario. 3 ore di autonomia. Intanto sì, da veramente a lodare sempre il grande Mirko, è un amico numero uno che mi fa sempre tutti sti piaceri, ste robette, che veramente è tantissima roba per me. Comunque Mirko voleva aggiungere che effettivamente, come ti ho detto, tutto si basa sui calcoli, soprattutto quando stai usando le litio, no? I calcoli renali, i calcoli nel senso che te vedi quanti ampere hai e quanto consuma un dispositivo. Esatto. Allora, stando senza pannelli solari, quindi senza solo batterie, senza proprio alcun tipo di ricarica, proprio di nessun tipo, Mirko dice che durerà 3 ore. Effettivamente si hanno un consumo importante, in più teniamo anche conto che insomma siamo sotto. Questo vai dai 90 ai 110 ampere. 3 ore è di massima, calcolando che abbiamo 100 ampere di scorta. Quello lo vedremo dopo, però effettivamente ricordo quel video del phone di Alessia, che era un phone anche relativamente economico come consumi, no? Cioè non era uno di quei phone da 3200 watt, eravamo a 99 ampere di consumo, quindi sì, non è una cosa esagerata che un clima ti faccia 100-110, anzi Sì, è anche poco, tra virgolette. sì, però allora il phone è un carico costante a 90-100 ampere, costante. Lui no, lui è un carico sì, perché il carico ce l'hai quando lui parte in modalità quando parte il compressore. Sì. Quando parte l'unità esterna, partono le ventole esterne, allora mangia. Altrimenti quando il compressore si spegne, perché dopo a un certo punto
tacca, sta quando si spegne come i frighi, va solo la ventilazione che dovrebbe essere a 12 di questo qua mi sembra. Ma dici quando va in temperatura o proprio mentre raffredda sta roba? Anche mentre raffredda. Ok. Tacca, stacca, tacca, stacca. Ok. Sempre. Vamo. Difficile che vada a continuazione. Però sì, beh, ecco appunto, non vogliamo anticipare troppo perché è bello farlo vedere coi fatti, però insomma mentalmente, lasciando perdere che dopo ti faremo vedere tutto, ti spiegheremo tutto, però l'importante è che prima di vedere e seguire questo video te devi tenere bene in testa che tenere il clima acceso in un camper senza la presa da corrente attaccata fuori non è una cosa, diciamo, normale, non è una cosa scontata, è una cosa insomma che si fa un po' in una situazione tra virgolette di emergenza, nel senso che non è che puoi metterti lì tranquillo e tutti i giorni fare andare 8 ore il climatizzatore, capisci? Stando fermo stanziale non è possibile, o perlomeno adesso nel 2022, poi più avanti che sarà batterie diverse oppure nelle stesse dimensioni, invece di avere 400 ampere si possono avere 4000 ampere, adesso dico una sciocchezza ma hai capito. Quindi è il clima ragazzo, è una cosa un po' tra virgolette sperimentale, è ancora presto per gli impianti dei camper tenere un clima come fosse a casa. Lo puoi fare andare qualche oretta, certo, dopo finisci le batterie. E anche là, roba furba, uno dice mi metto sotto al sole per caricare dai pannelli perché d'estate dici con certi impianti tipo quello del Pullman carichi anche a 60 ampere. Verissimo, verissimo, ma lasciare un camper sotto al sole, hai capito? Ha più lavoro da fare poi il climatizzatore. Dividiamo i fili così. L'avevo già detto nel video dove introducevo l'inverter della DS-Tech, tra parentesi dopo mesi di utilizzo, se era tra parentesi dopo mesi di utilizzo, è veramente una figata, è silenziosissima, una roba incredibile, chiusa parentesi. E non lo dico perché sono di parte, ma veramente abituato con l'altro, proprio è stato un mondo. Però quello che volevo ricordare, che in teoria avevo già detto, è che sto inverter qua, praticamente se tu attacchi un generatore o la presa del 220 al tuo camper, questo inverter abilita da solo tutte le prese senza che tu lo accendi, le prese sotto inverter. In più, diciamo tra virgolette, stacca le batterie, nel senso che non prende più la corrente dalle batterie ma usa la corrente della colonnina fuori o del generatore. E questa è una grande figata, perché dici scusa, adesso stiamo mettendo il climatizzatore e il forno sotto inverter e però uno dice ok, quando sono sotto corrente non mi è più comodo utilizzarlo sotto corrente. Appunto l'inverter della DS-Tech fa sto lavoro qua. Si chiama relè di priorità. Ecco, tu capio? Incorporato sull'inverter. Non può fare le cacue, ma l'ho detto tante volte. Dimmi, che senso? Cioè, è il bel del Pullman. È tutte ste robe che ha fatto Mirko. Sì, Mirko e Frienza, per carità anche il Zio e Michele che a volta, eccetera. Ma voglio dire, se no era solo un camper. Mentre così il Pullman no, non lo so, cioè se Takemo descriva le caratteristiche e modifiche del Pullman davanti fino a mattina, no? Hai capito? E quindi è quello che lo rende particolare, il fatto no, che mi sono perso di sto camper, perché ha 50.000 cose, non riesco a spiegare sta cosa, però molti di voi l'avranno già intuita, insomma. Dopo magari mi spiega anche amico, sì. Oh ragazzo, per quanto riguarda il frigo invece veramente ripeto, ti dà quella sensazione di non freddo perché non vedi tipo tutto appannato, non senti tipo l'aria non so strana, ma tocchi la roba e le birre sono ghiacciate, cioè tutto freddissimo, tutto è strano, sì, come quello avevo un frigo simile, sì, che sembrava non raffreddasse, poi toccavi tipo le bottiglie e erano ghiacciatissime, hai capito? E quindi sì, no, a pelle, vedi, ho voluto seguire anche stavolta, non è proprio l'istinto, c'è un processo nel subconscio che lavora in base a tante statistiche che raccoglie nella vita, no? Però vabbè, questo è un discorso più complesso, magari affronteremo più avanti, e in base a sta roba qua, che mi facciamo il ragionare de panza, ok? Di istinto, anche se è sbagliato il termine, ma chiamiamolo così,
ho scelto benissimo, ho scelto veramente bene. In più l'ho pagato una botta meno di un Dometic, cazzo. Allora, non me ne vogliano quelli della Dometic, però insomma avete anche un certo nome. Non siete solo voi, per carità, a fare queste robe, ma quando si ha un certo nome e si fa pagare le cose un certo prezzo estremamente importante, ok? Bisogna dare qualcosa in cambio. L'angolo culinario, no, non c'entrano i culi, ma non c'entra neanche la cucina nel senso come mangiare, però siamo in cucina, cioè vedi tu i fornei, le lavandine, eccetera, quindi c'è comunque un angolo culinario, vedi tu fa canton, guarda, tac, tac, l'angolo, ok? Quindi godita giusto. Ti dico, oh, mai avrei pensato che il fatto che il lavandino si staccasse fosse una piccola rivoluzione in cucina, ma anche solo per sciacquare subito i bordi delle pentole, per non star là a lavare e grattare dopo il piatto appena messo con la roba dentro senza sporcare tutto, lavare. Oh, ma veramente sembrano cazzate, ma oh, invece voto 10. Quindi anche te, se devi cambiare camper, se devi cambiare il rubinetto al camper, valuta tantissimo il discorso di un rubinetto che viene fuori a docino, guarda, che si estende in più mica anche il start and stop che ti avevo fatto vedere l'altra volta. L'installazione te la salto perché giustamente ogni impianto è fatto a sé. Allora, siamo in diretta, cioè ok, questo video lo vedrai dopo un mese o due, però noi adesso siamo in diretta, pertanto passiamo alla prova della serie. Si può far funzionare il microonde in camper barra grill, quello non lo sappiamo ancora, dopo lo vediamo, e soprattutto il condizionatore lo vediamo. Step 1, accendiamo l'inverter di S-Tech, tic tic taccato. Brutte notizie. No, belle notizie, ok. Ha preso la corrente qua, perfetto. Perché l'alimentatore attacca anche. 1, 2, 3, testa. Come cazzo? No, è batterie scariche, proprio vedi Dometic di merda, devi proprio mirare giusto l'infrarossi come Etevision 40.000 anni fa. Ok, è partito, ovviamente non stiamo caricando perché puoi notare che non c'è molto sole. E quanto sta consumando? Niente adesso. 10 ampere? Perché così poco, scusa? Aspetta che parte il compressore. Ah, deve ancora partire il compressore? Sì, devo 30 secondi. Adesso cosa devo fare? Ah, ho messo in automatico. 22 gradi di umidificatore. Ti avevo visto che le partite. 33 ampere, 34, 35, così poco? 400 watt. Ah, solo 30 ampere? No, arriva a 50. 448. Ma ascolta, posso... 32. No, c'è colla, incollato. No. Ma... Ah sì, accenderlo, scusa, pensavo cavarlo. È 33 ampere. In più c'è il frigo che sta andando, eccetera. Buono o no? Sì, ma non si accende neanche la prima tacchetta, quindi... Sì, quindi proprio... Cioè così posso andare avanti 8 ore e 58 ore. Praticamente 8 ore di... Sì, si sta stabilizzando, è vero. Forse adesso consuma di più, ho sentito dei rumori. Gentile pubblico, sei sempre in diretta, cioè vedi anche tu con noi scopri le cose. Ah, ho messo di umidificatore, non sento aria, perché l'ho spostata tutta di qua, sì, la mettiamo di qua. Ok, mettiamo, aspetta perché tanto non lo uso. Allora, mode, aspetta, eccola così. E adesso quanto sta consumando? No, ho visto lo secondo. Allora aspetta, eccola, 17 gradi. Vediamo. No. Prima ti ho visto. Prima era partita. Ma sta buttando aria fredda a manetta però, cioè senti è fredda Aspetta, non sta andando più. Aspettiamo un po', non sta andando compressore dici? No. Rimetto in automatico, cos'era? Riprovo l'altra modalità. No, è cambiato, quindi adesso deve calare la pressione e dopo riparte il compressore. Allora aspettiamo così. 16. Perché fa freddo? Eccola. Adesso. Ah, eccolo là, 69, 40, 42 ampere può essere, che consumi? Consuma come l'aspirapolvere. Anche un po' di più dovrebbe consumare, però probabilmente serve il caldo. Senti che aria fredda? Ah, serve più caldo per farlo sforzare di più. Vabbè, come ti avevo rianticipato, il vero test lo faremo quest'estate, però intanto dobbiamo vedere, si può fare, ok? C'è proprio come
struttura, parte, funziona, si può collegare, certo che si può, sta andando, adesso ricominciamo il coping. Test in diretta, cioè non in diretta, tagli i tempi morti. Allora, mi dicono di provare, però intanto solo microonde. 800 watt, Diego? Sicuro? Vado? Start, aumentiamo. Allora, secondo me, per fare l'acqua calda e una tisana, 3 minuti, sono pochi, sono tanti? 1,7 Eh? 1,7 kg, altro che 700 watt. 145 ampere stiamo ciucciando. Che fame. 1,7 Ma arrivano le batterie andando giù No, i no, si No, fa ma niente. c'hai... non è solo green, non è solo microonde. No, solo microonde 800 watt ho messo. È possibile che non sono così tanti? Questo rumore. Il piatto che non si fissa bene. Che scolla. Ah, manca. Ah, cazzo. Aspetta, ho messo in pausa perché non avevo messo le rotelle. Allora, qua microwave e basta. 800 watt. Start. Quanto stiamo andando? Quanto stiamo consumando? 150 ampere. Domanda numero 1. Si rovinano le batterie? No. Con 2 da 200 no, però tanta roba. Ok. Sì, dai. Ma usarlo quotidianamente può essere un problema? Con 2 da 200 no. Ok. Boh. Sì, devo Non fare dovrebbe. devo fare lavorare. Ok. Sì, sta consumando a 144. È già finito? Ah, cazzo, ma non ho messo il tempo. Quanto abbiamo messo? Bello caldo, cioè non bollente, però... Vabbè, metto... Ma è strano. Ah no, io ho schiacciato start, ha fatto i 30 secondi, invece mettiamo 2 minuti e 50, eccola. E vediamo adesso. Io 7. E gli spettatori del canale Le Puntine del Mondo sono abituati a questo tipo di riprese, alla Blair Witch Project, no? Witch Project, è il progetto della striga, no? Però ti ricordo che quella volta quel filmone ha fatto successo, quindi 144 ampere. Beh dai, e dopo me lamento del fondo di Alessia. 12,1 volt, 1 kW e 7. Allora, siccome c'era gente, anche ragazzi del nostro gruppo, che erano interessati a questo tipo di inverter, non posso dirti il prezzo perché se ti dico il prezzo adesso, tu vedi il video magari fra 2 anni, è chiaro che il prezzo cambia, hai capito? Però, insomma, diciamo che è un ottimo prezzo. Vai a dare un'occhiata nel sito di STEC così poi ci capiamo bene. Ma a parte quello, volevo far vedere un attimo il funzionamento. Allora, adesso è acceso l'inverter, noi adesso lo spegniamo, ok? Io ora accendo il generatore, ma attento, è la stessa, per come ha fatto Pullman, è la stessa identica cosa di attaccare il camper alla presa della corrente, ok? Quindi accendo il generatore, tac, fatto. Ora l'inverter è spento dal pannellino, ma mi abilita tutte le prese collegate. Basta vedere questa qui della scrivania, vedi? Questo qui è attaccato, era ed è attaccato solo all'inverter del 220. Se per sbaglio accendiamo o vogliamo accendere il display, non cambia comunque nulla, cioè non è che prendi fuoco o cose del genere. Giusto per farti vedere tutti gli scenari, adesso l'inverter è acceso e si è attaccato alla colonnina della corrente, ok? Lasciamolo acceso l'inverter, stacchiamo il cavo dal camper, quello della colonnina della corrente al camper, stacchiamolo. Io in questo caso, come ti ho già spiegato prima, spengo il generatore, che è la stessa cosa, e le prese continuano ad avere alimentazione, cioè non è che devi spegnere, riaccendere, puoi lasciarlo anche sempre acceso. Ok ragazzo, l'installazione è andata a buon fine, tutto funziona perfettamente, sono strafelice ovviamente, ringrazio sempre Mirko mille volte, stasera che offro a Pisa, a lui e a tutti quanti. Niente, ci aggiorniamo con l'utilizzo comune e poi quest'estate, beh sì, visto l'enorme, come si può dire, spreco di corrente che c'è durante il periodo estivo, utilizzeremo più che volentieri qualche volta il clima. Cosa significa spreco di corrente? Diciamo che d'estate, per una serie di motivi, tu hai le batterie sempre piene, e c'è tanta entrata ma c'è anche poca uscita, perché insomma d'estate magari non hai riscaldamento, stai molte infinite meno ore, ringraziando Dio, dentro in camper, hai capito, e pertanto insomma i consumi sono molto più bassi e le entrate date dai pannelli solari sono infinitamente più alte.
detto proprio in soldoni, ti ritrovi alle 9 massimo 9 e mezza 10 del mattino a avere le batterie stracariche, cioè i pannelli spenti che non caricano più perché appunto sono al 100%, nonostante tu magari la sera prima hai tenuto acceso il computer 10 ore o che ne so io. Ma secondo me un video delle puntine del mondo deve concludersi con la maglia della salute, che è la vera anarchia, nel senso che è il non fregarsi del modo in cui ci si vuole presentare, ok? Perché in fondo, sai, il punk, io ho sempre sostenuto il jeans strappato, eccetera, altro non è che una diversa forma di schiavitù, ce ne sono tante, no? Quindi tu per appartenere a una certa immagine, una certa maschera, devi vestirti con i jeans strappati e bla bla bla, via discorrendo. Mentre la maglia della salute non è tanto che tu ti vesti con la maglia della salute per dire ah io devo essere diverso dagli altri, no, è dello rumarente squasse. Ma è ben diverso il valore quando tu hai la maglia della salute solo esclusivamente perché non te ne frega niente di averla, cioè è quello il punto. Vabbè, comunque ecco, questi sono solo dettagli per dire che niente, sono tanto fortunato ad avere i miei amici. E per quanto riguarda il camper Mirko, cioè che ovviamente è un amico come tutti, solo che in più ha anche insomma il discorso che mi ha in qualche modo regalato questo sogno, insomma, perché vivere su Pulmin e vivere su Pulmin con le modifiche che ha fatto Mirko, quindi il Pulmin creato da Mirko, ti dico che sono due cose molto molto diverse, ok? Perché un conto è un camper così come è nudo e crudo e un conto è un camper con 1 milione di migliorie e di modifiche, ok? Quindi proprio sono due cose, secondo me, per me, completamente diverse, quindi questo senza ombra di dubbio. Ogni tanto mi viene da pensare, per carità, aspetta che tiro sul braccio, che crampi, mi viene da pensare che, considerato l'aiuto non solo di Mirko ma anche di tanti altri amici e parenti che mi hanno dato consigli umani nel far certi lavoretti, riparazioni eccetera, che il nome giusto forse per questo camper non era tanto Pulmin, ok? Nome relativamente banale per quanto insomma goliardicamente rispecchiante, rispecchioso, no? Come si può dire, no? Perché si rispecchia un po' nel pulmino, ma il nome più appropriato secondo me per questo camper poteva essere Ubuntu, che è una bellissima parola africana dalla quale poi è nato un sistema operativo Linux, la quale sostanzialmente dice io sono ciò che sono grazie al vostro essere. Quindi questo Pulmin è ciò che è grazie al contributo di tutte le modifiche di tutti quanti, hai capito? Quindi sì, tra Pulmin e Ubuntu senza ombra di dubbio Pulmin è più simpatico, però insomma nel cuore Pulmin è un po' Ubuntu. What would you do if I sang out of tune? Will you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how you back? Oh, I let it but What do I do